Forse una richiesta di elemosina, forse una parola in più. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scattare la violenza intorno alle 22 in stazione a Padova. Vittima un clochard invalido picchiato da un uomo. Ad assistere alla scena Mattia, 19 anni, studente trevigiano, e la fidanzata. La coppia, dopo una giornata trascorsa nella città del Santo, sta aspettando il treno per rientrare a casa quando il rumore di una bottiglia di vetro buttata a terra attira la loro attenzione. Ho quindi alzato lo sguardo e ho visto questo signore, buttare a terra e poi colpire più e più volte, addirittura calciandolo in faccia, un altro signore che in stampelle, in quanto aveva una gamba amputata. Sono subito intervenuto insieme a dei ragazzi che si trovano là per verificare come stesse il signore aggredito e metterlo in piedi, e subito dopo sono andato ad avvisare la polizia. Mattia, insieme ad altri ragazzi, aiuta il senzatetto a rimettersi in piedi, evitando che i due tornino in contatto in attesa dell'arrivo della polizia. Una violenza gratuita, racconta ancora lo studente. Ero piuttosto preoccupato per le condizioni della vittima, e dunque non ho indugiato a intervenire. Momenti di tensione, ma Mattia è certo di una cosa: Ovviamente lo rifarei.